Sono 4 i candidati a sindaco per la città di Agrigento che concorreranno alla carica di sindaco, una competizione che si preannuncia molto aperta, di cui non si possono fare precisioni certe. Il centrodestra si presenta spaccato, non riuscendo a trovare l'unità che tanto veniva auspicata da Roma. Da una parte Dino Alonge, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, MPA, UDC e diverse liste civiche. Alonge ha più candidati al Consiglio Comunale, ben 120. Dall'altro lato Luigi Gentile, appoggiato dalla Lega, Democrazia Cristiana, Noi Moderati e Sud Chiama Nord, con il sostegno politico dell'ex sindaco di Agrigento, senatore Calogero Sodano, che ha scelto di non candidarsi. Accanto a quest'area ci sono anche riferimenti nazionali come Saverio Romano e Cateno De Luca. Gentile è sostenuto da ben 82 aspiranti al Consiglio Comunale, una frattura significativa che potrebbe incidere sugli equilibri elettorali e rendere più difficile il secondo turno. Sul fronte progressista il candidato è Michele Sodano, sostenuto dal Partito Democratico, Italia Viva e Controcorrente e altre liste civiche, una coalizione che punta alla compattezza su un progetto amministrativo orientato al rilancio delle città, tra servizi, sviluppo e attenzione al territorio, sostenuto da ben 72 candidati al Consiglio Comunale. Completa il quadro Giuseppe Di Rosa, espressione di un'area civica che si propone come alternativa ai poli tradizionali, con propria lista e un'impostazione fortemente autonoma, sostenuto da 48 candidati nelle liste che lo appoggiano. 4 candidati e numerose liste a confronto che entrano nel vivo proprio in queste settimane con incontri pubblici, programmi e strategie varie per intercettare il consenso degli elettori. Il candidato Alonge ha già presentato ufficialmente la sua candidatura, così come l'ex parlamentare Michele Sodano, affiancato dall'onorevole Ismaele Lavardera, così come anche Giuseppe Di Rosa, che ha già iniziato da tempo la sua campagna elettorale, girando per i vari quartieri della città alla cattura del voto. L'onorevole Luigi Gentile lo farà a breve. Diversi consiglieri comunali uscenti che tentano la riconferma, come Gerlando Piparo, Simone Gramaglia, Flavia Contino, Sergio Burgio, Pasquale Spadaro, Giuseppe La Felice, Roberta Zicari, Davide Cacciatore, Giovanni Civiltà, Antonino Amato, Ilaria Settembrino, Alessandro Sollano, Angelo Vaccarello, Marco Vullo, Valentina Cirino e Alessia Bongiovi. Non si sono invece ricandidati consiglieri comunali uscenti come Pietro Vitellaro, Teresa Nobile e Mario Fontana. Poi ci sono i casi di genitori in cui i figli percorrono le strade opposte. La consigliera uscente Alonge, eletta con Diventerà Bellissima, non si è ricandidata, al suo posto ci sarà il padre Gerardo, medico con un passato già da consigliere comunale. Tra le file della Lega invece c'è Alessia Cantone, figlia dell'ex assessore e consigliere comunale Carmelo, che ha scelto di non ricandidarsi. Insomma, è un voto che arriva in una fase delicata per la città e che dovrà certamente delineare il futuro amministrativo di Agrigento. Al momento l'ipotesi di un ballottaggio resta quella più percorribile.